Bene, eccoci insieme anche oggi, puntata a mio parere di grande interesse, perché abbiamo con noi Sergio Masette, sociologo, che è uno dei, anzi è lo studioso, che ha realizzato per Confartigianato Veneto un'analisi di come sta cambiando il Veneto a partire dagli andamenti demografici. Il tutto perché Confartigianato Veneto ha presentato una serie di proposte, sta presentando una serie di proposte alla classe politica e insomma capire come sta cambiando la regione anche da questo punto di vista è importante. Tra le tante cose che Sergio Masette ha detto in sede di presentazione partirei da un dato, se ho ben capito. Insomma, il Veneto si sta inurbando in qualche maniera. Stiamo tornando a vivere attorno alle grandi arterie di traffico. Una volta si insediavano intorno alle arterie di traffico soprattutto le zone industriali, insomma, le zone produttive, probabilmente insieme alle zone produttive ci stiamo insediando anche noi. Questa, a mio parere, è un'inversione di tendenza rispetto a quanto succedeva qualche anno fa, quando invece l'ambizione era quella di scappare dalla città. È giusto? Sì, è giusto. Io proverei a tener conto di un altro fattore, cioè in realtà da un punto di vista storico, se allarghiamo anche ai decenni scorsi, le imprese in realtà si sono localizzate un po' dappertutto. Il fatto del loro avvicinamento ai nuclei principali, ai nuclei urbani principali e alle infrastrutture è un fatto un pochino più recente, cioè negli anni 70 e negli anni 80 in realtà la logica era io mi insedio vicino alla mia residenza, la logica era quella del campanile, del capannone, del campo, no? E poi l'infrastruttura arriverà, la strada verrà fatta. Negli anni 70 e negli anni 80 quello era il problema delle amministrazioni comunali. Intanto realizzate le attività produttive, così evitiamo quei fenomeni di migrazione che avevano caratterizzato il Veneto del dopoguerra e poi creiamo anche le infrastrutture viarie. E questo che effetto ha avuto? Ha avuto l'effetto che da un punto di vista occupazionale e di impresa il Veneto si è sviluppato grosso modo ovunque, fatta eccezione per l'alta montagna e per le zone più prossime al fiume Po, insomma. Il Polesine. Il Polesine. Cos'è che invece stiamo vedendo in questi ultimi anni? In qualche modo c'è sicuramente un effetto di maggiore concentrazione delle imprese, delle aree produttive, delle zone industriali lungo gli assi di comunicazione principali, cioè c'è un pochino più di razionalità, più razionalità di quanto normalmente si racconta. E da un altro punto di vista, come dire, osserviamo, e inevitabilmente non può che essere così, che il sistema produttivo è cambiato in questi decenni e non ha più espresso quella richiesta di manodopera che invece ha avuto nel corso degli anni 90 e nel corso degli anni 2000. E questa domanda di manodopera è una domanda che trovava poi soddisfazione stimolando immigrazione. E quindi di fatto la crescita che c'è stata della popolazione veneta, ricordo che tra il 91 e il 2011 a crescere di popolazione erano 432 comuni su 563, cioè la stragrande maggioranza. Se andiamo a vedere quello che è successo tra il 2011 e il 2018, a crescere sono 266, cioè meno della metà, è un cambio un po' di fase, no? E la ragione è che di fatto c'è una minor domanda di manodopera in questo momento, non secondo i modelli precedenti. Quindi l'effetto qual è? L'effetto è che da un lato le imprese si vanno a localizzare secondo una maggior razionalità, diciamo, intorno agli assi infrastrutturali e di conseguenza la popolazione un po' alla volta tende anche a seguire questa dinamica qui, perché alla fine ciascuno di noi vive e lavora in un raggio che è di 15-20 minuti grosso modo e nello stesso tempo c'è una minor domanda di manodopera che stimola o rallenta gli effetti di immigrazione. A questo poi va a sommarsi anche altri tipi di dinamiche e quelle sono quelle più tipiche di ciclo demografico, cioè il tema che c'è un calo strutturale della natalità, cioè facciamo meno figli essenzialmente, o comunque un numero non sufficiente a sostituire, a compensare i decessi. Ecco. Quindi stiamo diminuendo nel Veneto come popolazione. E quindi stiamo diminuendo, è un tema che riguarda di fatto tutta l'Italia, non è specifico del Veneto. Il punto è che cosa? Che se hai un contesto che
esprime un'altissima dinamicità e questo cresce, la popolazione di Milano cresce. Perché sta crescendo? Perché come polo produttivo si è rafforzato e quindi anche negli ultimi anni ha i tassi di crescita che si avvicinano alle 2 cifre della popolazione. E questo non avviene dappertutto, inevitabilmente. Quindi l'Italia da questo punto di vista qui, sì, farebbe meglio, è una facile slogan, però è un problema sostanziale, cioè a ripensare a un diverso rapporto con la natalità e quindi significa un diverso rapporto con l'idea di famiglia. Da questo punto di vista qui è una riflessione che va fatta, sicuramente. Ecco, questi dati secondo me, a me personalmente, hanno sorpreso, stanno sorprendendo, perché trovo una grande discrepanza tra quello che viene analizzato della realtà del nostro territorio e quello che magari si legge in maniera accademica, perché noi dovremmo vivere in una società fluida, in qualche maniera con un lavoro dematerializzato. In realtà i flussi dimostrano come noi siamo molto materiali rispetto all'ubicazione, ci stiamo avvicinando ai luoghi di produzione, mentre invece a leggere dovremmo andare verso una società in cui gli spostamenti dovrebbero essere ridottissimi, ultraveloci, non essere un problema. Invece non è così. No, non è così. Insomma, casa e bottega in qualche maniera. Sì, diciamo è un casa e bottega 2.0, concedetemi la battuta, ma il punto è che il problema si era posto anche 40 anni fa dicendo con il fax ciascuno potrà lavorare certo. da casa, insomma. Non è così, ma non è così niente, cioè ogni volta che si sposta un po' più avanti la frontiera tecnologica, in realtà non è che viene meno la motivazione delle persone a muoversi, no? Cambia la ragione per cui si muovono e quindi alla fine noi abbiamo il cellulare in tasca, possiamo fare grosso modo qualsiasi tipo di attività e in realtà che cosa ci consente di fare? Ci consente di viaggiare ancora di più e di essere meno dipendenti certo. dalla localizzazione. E quindi cosa succede? Alla fine i luoghi di lavoro restano luoghi di lavoro e questo è un dato significativo. Il lavoro nell'abitazione in quanto tale è una dimensione alienante, chiunque la provi certo, sa che ha dei limiti molto forti sì. E da questo punto di vista qui verrebbe da dire alla fine noi restiamo degli animali sociali e non ci scappiamo da quello. E l'altro elemento ancora è che sì, evidentemente la vita da eremiti va bene, ma per qualcuno e quando la sceglie. Tendenzialmente le persone chiedono anche sì, una loro dimensione privata, ma prevale una dimensione di accesso ai servizi e quindi alla fine, come dire, la città o comunque una dimensione minima urbana in grado di garantire servizi per l'infanzia, per le scuole, per la ricreazione, per lo sport, per il tempo libero, il cinema, sono fattori che pagano in qualche modo, ecco, che riscontrano e rispondono a un'esigenza della popolazione. Quindi allora, cioè in città ma più felici? Allora, in città ma più felici, allora il tema della felicità... Qualche anno fa in realtà era il contrario, si cercava di scappare dalla città per avere una dimensione bucolica, definiamo in questa maniera qua, almeno nella cinta urbana, non avere il caos, il traffico. Chiaro. Allora, un dato va osservato, cioè non è così vero che ci fosse questa fuga dalle città, cioè non è mai stato completamente vero, e dico non è mai stato completamente vero perché quando le città calavano di popolazione, pensiamo ai capoluoghi provinciali, in realtà cosa si ingigantiva? Le loro cinture urbane. Allora è una dinamica in realtà che è centrifuga e centripeta, cioè tutte e due le dinamiche, c'è un qualcosa che porta fuori dal centro urbano ma qualcosa che tiene anche molto attaccato il più vicino possibile al centro urbano. Allora il tema vero è qual è l'equilibrio tra accessibilità, cioè la possibilità anche materialmente per le tasche delle persone di vivere in città. Allora da questo punto di vista qui, nei decenni scorsi era chiaro che per potersi permettere un'abitazione di adeguata metratura vicino alle città, insomma, o avevi buone disponibilità economiche o se no dovevi necessariamente spostarti un pochino più lontano. E quindi da questo punto di vista, nel momento in cui si discuteva sul fatto che il territorio cresceva a dismisura all'esterno delle città, in realtà era il momento in cui
i valori fondiari, quindi il prezzo delle case nelle città era estremamente elevato, insomma c'è poco da, ma questo da dire. mette anche in discussione il modello veneto, che era il modello dei 1000 campanili. Certo che se uno abita in un paese poi gli chiudono l'ufficio postale, non c'è più il negozio di vicinato, una serie di non ci sono i collegamenti di autobus. Uno alla fine, torto collo, torna in città. Però voglio dire, non è una scelta felice. Sì, non è una scelta felice. Allora, inevitabilmente ci saranno aree che, ma lo stanno facendo già da una lunga fase storica, che vedono calare la popolazione. Quindi, come dire, alla fine verrebbe da dire la vita dell'eremita piace a pochi. Certo. La questione vera è che noi abbiamo un gran numero di comuni che sono piccoli comunque, che vanno incontro a un invecchiamento demografico, che potenzialmente potrebbero arrestare questo calo, ma riescono a farlo soltanto se rispondono anche a dei criteri minimi di attrattività e di servizi, no? E allora la domanda è: in che modo io riesco a fornire comunque servizi minimi per le famiglie, per i ragazzi, per le famiglie giovani prima di tutto, ma anche per la parte di popolazione anziana che va gestita, all'interno di contesti di piccola dimensione, cioè della serie i problemi che le amministrazioni si trovano a dover gestire sono problemi più complessi di un tempo. E da questo punto di vista qui il tema che va affrontato come strumento è probabilmente quello anzi sicuramente dal mio punto di vista, quello di riguardare all'associazionismo intercomunale, cioè di governare servizi per la popolazione, fornire servizi alla popolazione, cercando di raggiungere delle economie di scala e quindi con unioni di comuni ampie e tendenzialmente anche quasi obbligatorie. Unione che non è fusione. Unione che non è fusione. No, unione che non è fusione. Cioè, pensiamo all'esempio, chi è che verrebbe in mente adesso di organizzare la raccolta dei rifiuti per ogni singolo comune? Certo. Cioè, 40 anni fa c'era il camion del comune che girava e il dipendente era del comune, il camion era del comune, eccetera. Adesso chi è che si scandalizzerebbe e griderebbe come dire, alla lesa maestà di un'amministrazione per il fatto che la raccolta non viene gestita dal singolo comune? Nessuno. Allora la domanda è: perché la stessa prospettiva non può essere utilizzata quando si parla di servizi sociali, quando si tratta di polizia municipale, quando si tratta di scuole materne, di nidi, eccetera? E quindi questa è la direzione, a mio avviso. Grazie a Sergio Maset, sociologo e autore di questa ricerca commissionata da Confartigianato del Veneto su come sta cambiando la nostra regione in base appunto anche studiando i flussi demografici. Grazie a voi, alla prossima. Buon lavoro. Grazie, arrivederci.